Avete mai pensato che il Partenone, il simbolo della civiltà greca, non sia stato abbattuto dal tempo o dai terremoti, ma distrutto da un colpo di cannone? E i responsabili non furono barbari, ma i veneziani. Ne parliamo oggi perché questo episodio, incredibile e tragico, è raccontato anche nel mio libro Le maschere del leone. Un romanzo storico che intreccia la grande storia con le vicende di uomini e donne che l'hanno vissuta. Siamo nel XVII secolo. Venezia, ormai lontana dai fasti medievali, combatte ancora per mantenere il suo ruolo nel Mediterraneo. È la guerra di Morea, Venezia contro l'impero ottomano per il controllo della Grecia. A guidare l'esercito veneziano c'è Francesco Morosini, il futuro doge, un comandante brillante, ma anche spregiudicato. Leggenda vuole che non si separasse mai dal suo gatto, mascotte della campagna. Il suo obiettivo è colpire al cuore il potere ottomano. Ma il destino lo porterà a essere ricordato soprattutto per la distruzione di un capolavoro eterno. Gli ottomani, assediati ad Atene, commettono un errore fatale. Usano il Partenone come deposito di munizioni. Pensateci, un tempio costruito da Pericle nel V secolo a.C., scolpito da Fidia, trasformato nei secoli in chiesa, poi in moschea, e ora ridotto a polveriera. I veneziani sanno che lì dentro ci sono tonnellate di polvere da sparo e in guerra un deposito nemico diventa il bersaglio perfetto. Il 26 settembre 1687 un colpo di cannone parte dalle linee veneziane. Il proiettile centra in pieno il tetto del Partenone. Un boato scuote l'Acropoli. Il cielo di Atene si illumina. Il Partenone esplode. Colonne spezzate, fregi ridotti in macerie, statue frantumate. In un attimo 2000 anni di storia svaniscono. E come lo definì Morosini nel suo rapporto, un colpo fortunato. Fortunato per lui, perché aprì la strada alla resa della città. Sfortunato per noi, perché cancellò una delle meraviglie del mondo antico. E ironia della sorte, non fu neppure lui a mirare, ma, raccontano le cronache, un mercenario tedesco al suo servizio, che disse «Stai mirando troppo in alto». Pochi secondi dopo, il Partenone non esisteva più. La tragedia però non finisce lì. Entrati ad Atene, i veneziani saccheggiano l'Acropoli. Provano a portare via statue e fregi superstiti, ma spesso li rompono durante il trasporto. Una statua di Atena cade e si frantuma. Poseidone fa la stessa fine. Quel che riescono a salvare è poco. Il leone di pietra del Pireo, che oggi troneggia davanti all'arsenale di Venezia. Il resto perduto per sempre. Alla fine, Venezia si rende conto che Atene non può essere difesa. Abbandona la città. Del Partenone resta un rudere, il tetto crollato, le colonne spezzate, i fregi mutilati. Gli ottomani vi costruiscono dentro una piccola moschea, deformando del tutto le proporzioni originarie. Ed è così che nasce il mito romantico del Tempio ferito. Il Partenone non più perfetto, ma rovinato e struggente. Un secolo dopo arriva un altro colpo al destino del Partenone. Nel 1801 Lord Elgin, ambasciatore britannico, ottiene dagli ottomani il permesso di staccare e portare a Londra i fregi rimasti. Nascono così i famosi marmi di Elgin, ancora oggi custoditi al British Museum. I greci ne chiedono la restituzione da decenni. Per molti fu un secondo saccheggio. Oggi il Partenone è ancora lì, mutilato ma vivo. È il simbolo della resilienza della cultura, della forza dell'arte di sopravvivere alla guerra e al tempo. Ma resta una domanda. Se lo ricostruiamo pezzo dopo pezzo, con marmi nuovi e restauri moderni, sarà ancora il Partenone? È il paradosso della nave di Teseo. Quando ogni parte è sostituita, l'oggetto è ancora lo stesso? Forse la risposta non conta, perché il Partenone non è solo pietra, è un'idea. Un'idea di armonia, di bellezza, di civiltà. E quella nessun colpo di cannone potrà mai distruggerla. Questa incredibile vicenda è una delle tante che trovate raccontate nel mio libro Le maschere del leone. Un romanzo che vi porta dentro le ultime vicende della Serenissima e dei suoi protagonisti. Le maschere del leone di Filippo Marini. Disponibile su Amazon. E non dimenticate di scoprire altri episodi sul canale ufficiale YouTube Le maschere del leone.